In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Musumeci frena Zaia sull'autonomia differenziata. Musumeci invita Zaia alla moderazione e alla prudenza. Io sono per l'autonomia differenziata, ha detto il ministro, a patto che si mettano le regioni svantaggiate nella condizione di partire tutte dalla stessa linea. La richiesta che fa il presidente Zaia mi sembra assolutamente precoce. In questo momento, aggiunge, tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia permangono delle perplessità anche all'interno della coalizione di governo. Spazzatura, terza ordinanza di Schifani. La situazione di emergenza rifiuti non è ancora superata e Schifani è stato costretto ad una terza ordinanza per impedire il blocco del conferimento dell'indifferenziato in mezza Sicilia. Sicula Trasporti, che aveva comunicato una nuova chiusura a causa insufficienza di spazi, rimarrà operativa per trattare i rifiuti e inviarli poi ad altre discariche anche fuori dalla Sicilia. Approvato il piano idrico regionale per 1 miliardo e 600 milioni. Il Ministero delle Infrastrutture ha approvato il piano idrico regionale che prevede una spesa di 1 miliardo e 600 milioni. Arrivati intanto i fondi del primo stralcio di finanziamento per 92 milioni destinato a 49 interventi. La Sicilia a Los Angeles con l'Amerigo Vespucci. L'Amerigo Vespucci, nave scuola orgoglio della Marina italiana, sarà nel porto di Los Angeles fino all'8 luglio, ambasciatrice del Made in Italy. In banchina sarà allestito lo spazio espositivo Villaggio Italia, che consentirà ai visitatori di gustare cibi tipici e assistere a vari eventi. La Regione ha attivato, attraverso Io Compro Siciliano, una collaborazione con il Consolato d'Italia per uno spazio dedicato all'isola all'interno del villaggio espositivo. All'Ismet, trapianto di cuore arrivato in the box. Un nuovo successo del fiore all'occhiello della sanità in Sicilia. All'Ismet di Palermo è stato effettuato per la prima volta un trapianto cardiaco con la tecnologia Heart in the Box, ossia con il cuore trapiantato trasportato in un contenitore all'interno del quale l'organo è battente e irrorato con il sangue del donatore. Il paziente sta bene e il decorso post-operatorio è regolare. A19 Palermo-Catania, 40 km di nuova pavimentazione. In anticipo di 10 giorni rispetto al cronoprogramma, ANAS ha completato i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale tra gli svincoli di Enne e Catenanuova in entrambe le direzioni sulla A19 Palermo-Catania. I lavori hanno interessato tratti saltuari tra i chilometri 120 e 156 per una spesa complessiva di quasi 5 milioni di euro. Meloni chiarissima contro razzismo e antisemitismo. Mette fine la Meloni ad ogni speculazione con una nota chiarissima inviata a tutti i dirigenti di Fratelli d'Italia. Non c'è spazio in Fratelli d'Italia per posizioni razziste o antisemite, come non c'è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del Novecento o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore, e ribadisce la condanna a tutte le dittature, nazismo, comunismo e fascismo. Sarebbe bello se anche a sinistra tutti facessero la stessa dichiarazione. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.